Buongiorno a tutti, oggi 1° maggio mi trovo nella regione storica del Monreale perché vi voglio parlare di un paese bellissimo. Volete scoprirlo insieme a me? Io! Mi trovo a Sardara e guardate che meraviglia, questi campi. Il grano che cresce rigoglioso. La giornata oggi è un po' uggiosa, nonostante 1° maggio, ma noi siamo contenti così perché la Sardegna ha tanto bisogno di acqua. La vegetazione della Sardegna in questo periodo è meravigliosa, le campagne sono coloratissime, guardate che bei colori. Sono amalianti questi colori. Tutto attorno ai campi coltivati del grano è possibile ammirare questo tipo di vegetazione con questa inflorescenza meravigliosa. Qui la vegetazione cresce rigogliosa, guardate questa senape quanto è alta, sembra quasi quasi un albero. Persino la Bibbia parla di questo seme e dice proprio che è il più piccolino tra i semi, però quando cresce è talmente grande che persino gli uccelletti riescono a trovare rifugio tra i suoi rametti. Sapete che durante l'impero romano e soprattutto nell'età imperiale la Sardegna era il granaio di Roma perché l'impero si era esteso in maniera esponenziale e c'era sempre più necessità di procurare farina per il pane, ma anche durante l'epoca fascista la Sardegna ha visto i suoi terreni pianeggianti e fertili protagonisti della produzione del grano. Noi oggi dovremmo invertire la rotta e prendere spunto dal passato, sia dal periodo del ventennio 1922-1940 circa, quindi dall'epoca fascista, sia dal periodo in cui a dominare furono i nostri antenati romani, e dovremmo sfruttare di più i nostri terreni, non come allora che erano i terreni dei sardi ma sfruttati da altri. Dovremmo imparare invece a coltivarli per poter beneficiare noi di questo alimento, visto che uno dei più grandi importatori è quella famosa nazione, non voglio menzionarla, anzi quello stato che è come una tavola da biliardo e che quindi chiaramente è uno dei più grandi esportatori di grano in tutto il mondo. Proviamoci, proviamo a invertire la rotta e a sfruttare di più la nostra terra, le nostre risorse. Vi saluto, ciao e a presto!